Grazie Antonio e grazie Dario e soprattutto grazie alla Ministra che insomma, ci sta dedicando del tempo di ascolto. Io cerco di andare soltanto per proprio schemi velocissimi. Io penso che le scuole, sono d'accordo con quello che ha dichiarato il Ministro più volte, devono essere aperte il prima possibile. Noi essendo in zona gialla, in Veneto, abbiamo le scuole aperte fino alle scuole medie, prima, seconda e terza media, per cui asili, nidi, scuole elementari e scuole medie fino alla terza media. Non ci sono problemi nelle scuole, da quello che risulta a me nella nostra città, beh, chiaramente sempre salvo qualche caso evidentemente, però come si dice a livello nazionale qui riscontriamo questi dati. Non abbiamo dati diretti noi abbiamo con l'ASL, e qua io volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva Dario. Noi abbiamo fatto in Veneto, abbiamo fatto una scelta di non fare ordinanze, cioè oltre a, come diceva prima Antonio, aver dall'inizio aderito a questa ipotesi di evitarci di creare confusione anche noi con le ordinanze separate, comune per comune, come avremmo tutto sommato avuto diritto. In Veneto, oltre a non fare questo, abbiamo anche scelto la strada della continuità e della grande collaborazione con la Regione Veneto. Tant'è che l'ASL ha i pieni poteri sulla gestione e non abbiamo costruito accordi diversi, orari, eccetera, anche sui regolamenti che vengono fatti nell'apertura del commercio, che poi coinvolgono evidentemente la vita delle famiglie, perché se una persona fa la cassiera, ecco, è chiaro che non può avere una vita diversa da una cassiera tra Venezia e Padova, tanto per spiegarci, o tra Venezia, il comune di Venezia e il comune di Spinea, che è un comune vicino. Noi abbiamo tutto uguale, pensiamo di continuare su questa linea, per cui credo che queste cose dei tamponi da fare a scuola o altre situazioni in giro, ecco, noi lo deleghiamo alla regione e all'ASL, con cui abbiamo un rapporto fortissimo. Non solo io come città metropolitana di Venezia, della nostra zona, ma anche tutti gli altri sindaci. Questo modo di operare ha portato dei grandissimi vantaggi, cioè tutti sanno chi fa cosa, c'è per carità da migliorare un sacco di robe, ma direi che sia il caso di continuare così, per cui anche nelle scuole, attenzione, io sono un operativo, chiunque mi conosce lo sa, non è un problema di lavoro o di responsabilità, però sarebbe opportuno che anche noi avanzassimo questa proposta, che mi sembra interessante, di fare i tamponi nelle scuole, venisse comunque lasciato sempre la gestione all'ASL, per cui è normale che il Ministero parli con la Regione. Ecco, noi potremo indicare eventualmente, se ci viene chiesto, possono essere eventuali proposte di organizzazione migliore per i trasporti, per gli orari, eccetera. Ripeto, il faro principale è che i ragazzi devono tornare, quelli che mancano, cioè le scuole superiori nel nostro caso e l'università, il prima possibile a scuola. È un faro in blu. Dopodiché ovviamente si fa quel che si può. Io sono qua per dire la storia del ma ormai manca 8 giorni a Natale, queste cose qua non mi convincono assolutamente. Il prima possibile i ragazzi devono tornare a scuola, perché è un segnale importante per il futuro loro. Insomma, non credo che abbiamo nessun diritto di procrastinare ulteriormente, insomma, che in Europa non si fa così, e ho apprezzato le parole della Ministra quando dice riapriamole. Bene, insomma, siamo d'accordo, così evitiamoci altri discorsi. C'è una segnalazione che mi permetto di fare, signora Ministra, che però sarà a lei e ai suoi uffici competenti verificare, magari mandando una circolare nelle scuole. A me sembra la cosa più semplice, sa. È quello che alcuni professori, non so con che tipo di autorizzazione o che, dei presidi, penso, non lo so neanche se lo sanno, parlo delle medie in questo caso, delle elementari, in qualche caso fanno lezioni con le finestre aperte, oppure su 3 finestre, una aperta, un'altra chiusa. Da noi fa freddo adesso, cioè io questa cosa l'ho già sottolineata più o meno in maniera ufficiale, perché con questa scusa dell'autonomia scolastica sembra che non si possa dire niente dentro le scuole. Credo che invece, sono d'accordo con quello che ho sentito, forse un po' di autonomia anche alle città, che in qualche modo rappresentano anche tutti i genitori, tra l'altro vorrei dire, oltre che i trasporti, forse sarebbe opportuno discutere. Insomma. Noi abbiamo la massima collaborazione, qui in Veneto, a Venezia, c'è un ottimo rapporto con la direzione regionale, con la direzione provinciale della scolastica, dico veramente ottimo anche con i vari dirigenti che ci sono. Avevamo, poi dopo sono arrivate le varie ordinanze, ma avevamo già cominciato in certi luoghi a fare delle sperimentazioni per appunto rateizzare il traffico. Io prima di questa riunione mi sono preparato per dare diciamo come posso darle, un'informazione a lei Ministro che le resta in mente senza fare una roba
complicatissima, perché mi hanno fatto un rapporto che se glielo racconto così stiamo qua fin domani mattina su come possiamo nelle varie situazioni portare questi ragazzi a scuola. Io le dico soltanto che vado al dunque, noi riusciamo a dare soddisfazione ai ragazzi, a portarli a scuola, che vuol dire anche nel caso eventualmente affittare mezzi privati oppure rateizzare, segmentare gli orari, insomma, poi questo lo decidete voi, ma noi va bene. Posso dirle che noi siamo in grado di fare questo con 1.000.000 € al mese, noi risolviamo la situazione scolastica. Il dato lei poi magari lo può verificare con le altre situazioni, le altre città, la nostra è abbastanza complicata. Con 1.000.000 € al mese noi riusciamo a risolvere il problema del trasporto scolastico, dal momento in cui ce lo dite con qualche giorno di tempo, insomma. Ecco. Io direi che peraltro non ho da dire, la ringrazio ancora di questa riunione, qualora lei o i suoi uffici avessero bisogno di ulteriori chiarimenti, noi siamo a disposizione. Grazie.